che sono state messe a disposizione dell'amministrazione regionale in questi ultimi 20 anni, 25 anni, e potrei andare anche oltre, a significare che è diventato un metodo non finalizzato proprio per l'assenza di quelle strategie condivise alle quali ho fatto riferimento poco fa, che verosimilmente non hanno consentito di utilizzare quelle risorse, e vi posso assicurare estremamente significative. Parliamo di circa 50.000 miliardi di vecchie lire che oggi, se chiunque dovesse assumersi l'onere di guardarsi attorno, credo che qualche difficoltà ad individuare dove sono stati spesi probabilmente l'avrebbe. Non ce lo possiamo più consentire, e in questo io, che ho già avuto modo e piacere di ascoltare i ragionamenti del Presidente della Camera di Commercio, in questo sono assolutamente d'accordo, anche se ci sono delle iniziative di tipo parlamentare e comunitario che tenteranno di ricondurre la Regione Sardegna non all'interno dell'obiettivo 1, ma di recuperare a favore di questa terra martoriata, più che dalle sue caratteristiche ambientali e naturalistiche che sono straordinarie, dalla insipienza forse politica del suo popolo, che, come ho ripetuto prima, trasmette questa sua forse inadeguatezza. Io d'altra parte sono di origini e di tradizione assolutamente proto-sardo, per cui se un minimo di critica o di osservazione un po' contenuta la rivolgo a me stesso, non credo di fare un torto a nessuno, tenuto conto che anche io, come voi o come la maggior parte di voi, perché anche qui incominciano a esserci delle presenze esterne che comunque non hanno nessuna difficoltà ad allinearsi verso il basso, piuttosto che sforzarsi di individuare delle soluzioni e a dettare a se stessi dei comportamenti che cerchino di individuare delle soluzioni utili a questo sistema, piuttosto che, come dire, unirsi al coro e cercare di galleggiare in un sistema che tutto sommato fino a oggi ha dimostrato non certo questa grande adeguatezza in termini di realizzazione e di sistema. Dicevo, quindi, la Regione interviene certo a supporto delle criticità, che sono tantissime, e le risorse non sono mai sufficienti, perché è il gioco della coperta corta, tu la tiri su, scopri i piedi e copri il capo, ovvero il contrario. E non è certo utile da parte di chi si sente trascurato, e lo dico tra virgolette, rappresentare questo disagio in modo eccessivamente rumoroso, perché questo sveglia le coscienze anche delle altre categorie che non sono da meno. Allora si tratta di riscrivere certamente la politica agricola, che in questo caso, voglio dire, ha visto comunque compartecipi tutte le organizzazioni di categoria che sono figlie del sistema produttivo, e ha visto la politica forse allinearsi in modo eccessivamente supino rispetto a queste richieste che risentivano del periodo delle vacche grasse. Perché anche in quel settore vi ricordo, e lo ricordo a me stesso prima che a voi, che la Regione Sardegna ha ottenuto da parte della Comunità Europea un'apertura straordinaria. Abbiamo impostato nel secondo pilastro, che è quello che consente l'erogazione diretta in termini di sostegno all'agricoltura, ben oltre il 50% del pacchetto di risorse che è stato impostato nelle misure del PSR. Parliamo di 1.290 milioni che nell'arco dei 5 anni più 2 debbono essere utilizzati per migliorare l'organizzazione produttiva e per assistere un comparto che è assolutamente in crisi. Ogni anno, per effetto delle diverse misure che sono assistite in modo diretto, compreso il de minimis, vengono riversate nelle casse, nelle tasche, forse eccessivamente poco capienti anche per effetto delle restrizioni, ben 220 milioni di euro anno. Quando arrivano delle richieste che sono sicuramente strumentali, che tutte le risorse che sono impostate nel primo pilastro, che è quella attenzione normativa che aiuta con delle risorse al 50% a migliorare l'organizzazione produttiva,
rappresentando una forma di investimento a medio e lungo termine e sicuramente strategica, perché il PSR è stato disegnato con la collaborazione di tutti gli attori di questo comparto. E se oggi a seguito della sua applicazione sono state individuate alcune criticità, è evidente che le modifiche possono sicuramente essere apportate, ma in modo moderato, perché non si può smontare l'impianto che ha caratterizzato l'impostazione del disegno nel suo complesso, ma a seguito di una richiesta forte, sostenibile, e forte e sostenibile nella misura in cui è condivisa, come quelle politiche innovative che dovremmo essere capaci di elaborare, di proporre, ma di fare nostre, al di là delle rivendicazioni dei singoli che ovviamente è normale che non abbiano la consapevolezza della criticità del sistema. È normale che ogni singolo produttore, operatore, commerciante piuttosto che ristoratore guardi con la lente di ingrandimento quelli che sono i problemi o le criticità con le quali quotidianamente ha a che fare e non abbia, e non deve averla, se ce l'ha tanto di guadagnato, una visione d'insieme del sistema che ovviamente ha migliaia di sfaccettature che diventano condizionanti per il sistema nel suo complesso. Ci sarebbero non pochi ragionamenti da fare, però vedo la sofferenza del dottor Mameli. Che... No, per carità. Diceva mio nonno, tutto paga tantoni. No, ma questo per significare che l'amministrazione ha sicuramente la consapevolezza della difficoltà che questo comparto vive, ma anche gli altri comparti vivono. E l'evidenziazione delle difficoltà enormi che una parte di questo comparto vive non fa altro che esasperare anche i bisogni degli altri. Ci troviamo in una situazione estremamente delicata e quando questa porzione di comparto va a rivendicare per apporre un pannicello caldo la disponibilità di 750 milioni di euro, che sono una risorsa, sono una cifra enorme, senza considerare tutti quegli aspetti che in modo assolutamente apprezzabile sono stati evidenziati anche da voi, ma per un settore che è sicuramente interdipendente da quello della cerealicoltura, ma che oggi non è all'ordine del giorno e sul quale vi posso assicurare avrei non poche cose da dire, tipo è vero che il mercato gestisce queste operazioni ed è complicato intervenire se non accompagnando l'intrapresa e l'iniziativa degli operatori, perché la normativa comunitaria, mi riferisco in questo caso alla certificazione di qualità, non è la Regione Autonoma della Sardegna che ve la conferisce, ma eventualmente sono delle organizzazioni collaterali che costruiscono un percorso di riconoscimento o di autoriconoscimento che ha il valore che ha questa certificazione quando è accompagnato dalla qualità che è riconosciuta dal consumatore finale.